Due rinvii a giudizio per l'esplosione dell'11 dicembre del 2021 in via Trilussa a Ravanusa, in provincia di Agrigento, che causò 9 morti, tra cui una giovane donna che avrebbe dovuto partorire dopo pochi giorni. A processo i due tecnici, Guido Catalano, ingegnere di 77 anni, direttore tecnico della Siciliana Gas, al momento della posa della condotta del metano nel luogo in cui avvenne l'esplosione, nonché firmatario nel 1999 del collaudo tecnico-amministrativo, e Carmelo Burgarello, di anni 88, responsabile tecnico dell'Amica SRL, l'impresa incaricata dalla committente Siciliana Gas di eseguire i lavori di messa in opera della tubazione incriminata. Così ha deciso il GUP del Tribunale di Agrigento Giuseppe Zampino, che ha accolto la richiesta del procuratore aggiunto Salvatore Vella. È stata rigettata invece la richiesta della stessa procura di archiviare l'indagine a carico dei 10 responsabili regionali e nazionali di Italgas iscritti per primi nel registro degli indagati. Il giudice ha disposto nuove ulteriori approfondite indagini, dando un termine di ulteriori 6 mesi. A opporsi alla chiusura del caso erano stati familiari delle vittime, tra cui il figlio del professor Pietro Carmina, assistito dall'avvocato Luigi Termini. Il docente di filosofia, con la sua lettera di pensionamento con cui salutava i suoi alunni, aveva commosso l'intera nazione ed era stato citato perfino dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso di fine anno.